amici e amiche d'insieme, buonasera, bentrovati. Voglio sentire il calore del pubblico di Insieme. Ma stasera anche un mio amico personale, un vostro amico, che è Mario Biondi, Gilberto Idonea e Nello Iorio. E poi, lasciatemelo dire, a proposito di famiglia, io ho detto torno a casa, torno in famiglia, ritrovo i tecnici, ritrovo il regista Natale Zennaro, ritrovo tutta la grande famiglia d'Insieme e come dico sempre, ma lo dico veramente col cuore, il nucleo più ristretto poi è formato appunto dal conduttore, da un angolo musicale strepitoso e dalla mia collaboratrice. All'angolo musicale trovate sicuramente Marilisa Pino. Buonasera. Buonasera Marilisa. a tutti, buonasera. Ciao Marilisa. E con lei al pianoforte Lucio Nicolosi. Grazie, buonasera a tutti. E poi a completare questo nucleo familiare più ristretto la conduttrice che mi collabora in questa edizione 2010-2011 che è la nostra Diletta Leotta. Eccola! Grazie Salvo. Buonasera Diletta. Buonasera a tutti. Buonasera. Ah, che bello ritrovarsi dopo qualche giorno di pausa. Grazie, poi dopo aver incontrato Belen Rodriguez, Salvo. Beh, però io devo dire una cosa, Belen è molto bella, Serena Autieri è molto bella, Barbara Tabita, siciliana come noi, è molto bella, però ditelo francamente, le nostre due ragazze, le donne del nostro salotto, come sono? Belle! Diletta e Marilisa. Grazie. Per dirla con i napoletani che ho incontrato ieri sono due babà. Poi il ripieno sceglietelo voi, con la crema, con la panna, col rum semplicemente, come volete voi, però due babà. Allora, grazie. Anche con la babà con la ricotta meno, ucannolo con la ricotta meglio, però vabbè, vanno bene comunque. La bella voce di Marilisa Pino è il pianoforte, la tastiera, gli accordi di Lucio Nicolosi. A proposito di accordi, a proposito di tastiera, a proposito di pianoforte, stasera con Mario Biondi sentiremo veramente note d'autore e poi anche il nostro Valerio Scano che torna a trovarci e di questo siamo contenti. Cara Diletta, oggi il pubblico è formato soprattutto da amiche e da amici di Valerio, da supporter di Mario Biondi, ma c'è anche un gruppo che è venuto a trovarci, che arriva da una cittadina a noi molto cara, che si trova in provincia di Siracusa ed è il gruppo degli anziani, io direi dei nostri amici un po' più grandicelli. No, poi dicono, oh, ma che anziani? Come? No, un po' più grandicelli, si chiama così il gruppo, sono diciamo quelli che hanno un po' di esperienza in più di noi, che arrivano da Priolo, eccoli, Priolo Gargallo, sono alla mia destra Natale e saluto il mio amico sindaco Antonello Rizza e tutta l'amministrazione comunale. Io dico sempre una cosa, lo dico e lo ripeto, visto che il nostro pubblico è formato soprattutto, ma non solo, da persone che hanno qualche anno in più, non dimenticatevi mai dei nonni, degli zii più grandi, non abbandonateli, seguiteli, amateli, perché poi diventano di nuovo dei bambini, come se fossero dei figli e quindi non lasciamoli da soli perché la solitudine è un male terribile che può colpire chiunque e soprattutto chi ha qualche anno in più, per cui lo dico anche agli amministratori comunali e provinciali, se volete portare le persone un po' più avanti negli anni qui da noi, telefonate alla Tolomeo Spettacoli 0932 862322, formate dei gruppi, prendete dei pullman e così trascorreremo insieme delle serate allegre, divertenti e spensierate con questi nostri fratelli e queste nostre sorelle un po' più cresciute, Vabbè. Tu hai i nonni?
Sì, 2 nonnini. Bene. E li saluto, un bacio. Conservateli, tieniteli stretti, io non li ho più ed è veramente una grave perdita. I nonni sono la memoria, insomma, sono la storia. L'esperienza. Esatto. Allora, ci siamo, ospiti pronti, noi pure. Andiamo in sigla. L'abbiamo realizzata e cantata qui dal vivo la settimana scorsa. È una vecchia sigla che ci hanno chiesto ancora una volta e noi volentieri la riproponiamo nel giorno in cui c'è Mario Biondi, che è molto amico anche dei Beans. È stata scritta dai Beans proprio per noi. Con questa sigla vi auguriamo buon divertimento da Insieme. Vai Natale Zennaro! Devo dirti tante cose, lo sai, e la sera giusta ti troverò. Questa volta non rinuncio perché ho capito che hai bisogno di me. Lo spazio intorno profuma di te, c'è la musica che ci fa sognare. Luna d'argento e miele sarà, mare limpido che ti cullerà. Insieme lo sai, possiamo volare, sfiorando le stelle con le mani se vuoi. Insieme tu puoi cantare con noi, sorridere insieme per un mondo migliore. Dai, vieni con noi. Stasera resta con noi, sembra di essere in un sogno, vedrai. Apri solamente il tuo cuore e domani un grande giorno sarà. Insieme lo sai, possiamo volare, sfiorando le stelle con le mani se vuoi. Insieme farà viaggiare il tuo cuore sull'onda di un sogno che non finirà mai. Insieme a noi. Insieme lo sai, possiamo volare, sfiorando le stelle con le mani se vuoi. Insieme tu puoi cantare con noi, sorridere insieme per un mondo migliore. Insieme lo sai, possiamo volare, sfiorando le stelle con le mani se vuoi. Insieme tu puoi cantare con noi, sorridere insieme per un mondo migliore. Insieme lo sai, possiamo volare, sfiorando le stelle. Vedi, devo ringraziare i Beans perché poi in questa sigla ci sono alcune cose belle. Insieme possiamo volare, sfiorare le stelle, insieme vi tiene compagnia e speriamo di farlo ancora per tanto tempo. Io voglio salutare anche un gruppo che poi è una squadra di calcio. So che tu hai un rapporto molto speciale col calcio. No, Sì, cioè, speciale. Ecco, sei seguo, fidanzata con seguo. un calciatore, lo sappiamo tutti. Sì, seguo però lui, che, ecco, ci non sta, è- che ci sta vedendo E lo salutiamo, da ciao, lontano. Michi. Michele, ti salutiamo, ti aspettiamo quando puoi. Speriamo presto. Però non giochi a calcio. No, purtroppo no, Non però da gioca. piccola ho provato, quindi... E com'è andata? Malissimo. Mentre sai. invece mi pare che Marilisa Malissimo. giocasse bene al calcio. C'è un microfono per Marilisa, vorrei che me lo raccontasse, perché mi dicevi che giocavi a calcio Sì, a benissimo, Paternò Salvo. con i tuoi vicini di casa. Quando ero piccola, ho iniziato quando ero piccola. E in che ruolo Venivano giocavi? a chiamarmi tutti maschi, io Sì. sono la femmina. Sì, Chissà beh, perché. i maschi ti venivano a chiamare Tornavo a perché casa. avevano piacere di stare a giocare con te. Vabbè, Ecco. No, proprio perché ero brava. sì. Sì, quello che raccontava. ecco, Ma non ho perso il mio tocco, sai?
Salvo. sai come si chiama quella? Scasciuni, cioè la Scasciuni del maschio. Dai, 10 anni non si può essere così maliziosi. No, lo so, però mi dicevi che giocavi bene Sì, a calcio. benissimo, non ho perso il mio tocco. Non hai perso il tuo No. tocco, in che ruolo giocavi? Scusi? Beh, secondo te? In attacco? Centravanti, vabbè. Sì. Vabbè, insomma, ti mettiamo al posto di Maxi Lopez, casomai, che è Per me va straordinario, benissimo. ma non sta segnando, mi auguro che torni a farlo. Allora, lei giocava, tu no, invece queste signorine giocano a calcio a 5 e fanno parte di una squadra che oggi è venuta a trovarci, che è il Training Calcio Aderno di calcio a 5, Serie D. Applauso per voi, signor Di Leo. Mi pare che sono delle ragazze che promettono, no? Sì, poi sono piene di buona volontà. Sono pieni di Questo buona volontà, è hanno anche questi colori sociali rosso-azzurri sì, è che a me affiliato chissà Calcio perché mi Catania. piacciono molto, infatti siete affiliato affiliati. al Calcio Catania. Bene. Sì. Bene, io volevo prima di tutto complimentarvi con voi e ringraziarvi per la vostra disponibilità. Grazie a Tutta voi. la famiglia insieme, grazie. Poi un saluto a quelle ragazze che non sono potute venire per questioni di studio e Vabbè, quant'altro. lo studio è sempre più importante. Poi un augurio a tutto il mondo dello sport. Bene, grazie. Auguri alla squadra dell'Adernò di calcio a 5 femminile. Allora, torniamo sul palco. Poco fa ho salutato il mio amico sindaco di Priolo, Antonello Rizza. Qui c'è la moglie Pinella. Ciao, grazie a voi per questa compagnia. Saliamo insieme e presentiamo gli ospiti. Diletta, andiamo col primo che torna a trovarci a proposito di Napoli, dove sono stato ieri. Lui è napoletano doc, ma del resto noi con i napoletani andiamo d'accordo, perché una volta c'era, ve lo ricorderete, non voi, ma dai libri di scuola, il regno delle due Sicilie. Ora Sicilia ce n'è una sola, dell'altra che ne hanno fatto? Boh, forse se la mangiano probabilmente. Vabbè, insomma, però a Napoli resistono e sono nostri amici. Lui si chiama Nello Iorio, eccolo. Buonasera Nello, bentornato ad Insieme. Buonasera. Nello Iorio. Buonasera. Guarda, noi, allora, si sedie, no, ma perché- noi abbiamo sempre le stesse sedie, non so se Io tu poi- sei ingrassato o dimagrito, No, c'è la prova sedia, facciamo la vai. prova della sedia ogni Oh. il carimago, ma la porta a presto dopo. Sì, Ah. vabbè, diciamo No, che io per un sentivo- paio d'ore puoi stare qui Sì, tranquillo. ma il problema è che la sedia che soffro, io sto buono. Sì, casomai la cambiamo. Si parlava sì. di calcio. Si parlava di calcio, sì. E a me dicono che somigliava a Maradona quando si era ingrassato. Ah. Ma non mi dava fastidio, è come me lo dicevano, perché guardavano la fotografia di Maradona quando si era ingrassato e dicevano mamma mia che schifo, come si è ridotto. Guarda come sta male, questo è proprio comune. E poi mi guardavano e dicevo, sai che è uguale a te? Dice, mi fa piacere come persona sta cosa. No, a proposito di calcio, ovviamente Sì. sapete che il presidente della Filmauro, cioè Aurelio De Laurentiis, che ieri lo ha conosco. presentato il film Natale in Sudafrica, è anche il presidente del Napoli. Quindi lui fa queste presentazioni del film molto hollywoodiane, Sì, sì. cioè ci sono tutti gli artisti, ci sono tutti i protagonisti del film, ma anche la squadra del Napoli che è presente alla proiezione Esatto, in anteprima del film che noi abbiamo E visto che ieri devono far sera. finta di ridere però. No, ma ridevano, devo dire. ridevano. E allora c'erano Allora tutti. siamo ubriacati, secondo me. No, c'era il Pocio Lavezzi, lo so. beh, c'era Amsic, Che è meglio che non ride, con però. questa cresta È meglio che meravigliosa. non ride che te ridi. Vabbè, comunque. C'era il fratello di Cannavaro, che è il vostro Paolo capitano. C'era anche un ex portiere del Catania che ci sta seguendo su Sky, canale 926, e lo salutiamo, che è Gennaro Iezzo. Gli facciamo un grande applauso, era il nostro portiere straordinario. Grande. Ci siamo ritrovati ieri sera e quindi Però poi ho saputo che il fidanzato gioca a pallone. il fidanzato gioca nel Gioca a Siena, pallone. si chiama Però, Michele Paolucci. Se sì. viene, spiegagli che non sono il pallone, non mi piglia No, a calcio. vabbè, come- sì. voglio Non stare si- tranquillo. Ok, Non a posto. Non sbaglierebbe. No, fammi stare tranquillo. Va veramente. bene. D'accordo, allora andiamo avanti con le presentazioni. Questo è il suo doppio CD live, io lo devo ringraziare perché ho approfittato di una sua partecipazione ad una serata di beneficenza proprio mentre stiamo andando in onda. Va in scena al Teatro Bellini questa serata per i quartieri di Catania, per le scuole dei quartieri di Catania, e lui, come sempre, da buon amico, mi ha detto subito sì. Questo è il suo doppio CD live dal titolo Yes You, che sta andando benissimo. Noi lo presenteremo questa sera, ascolteremo 2 brani da questo CD e lui è il nostro, possiamo dirlo, Mario Biondi. Eccolo qui, Mario Biondi ad Insieme. This is what you are. Mario, Ben ritrovati. ora c'è una cosa che io da un lato faccio molto piacevolmente perché è un mio amico, dall'altro faccio con grande difficoltà, cioè lo devo baciare e ci vuole sta a scala, perché insomma diciamo che un Mi po', inchino io a te. un poco esagerato sei, ma ti voglio bene. Mario Biondi, prego, accanto a Diletta. Mario.
E allora ci siamo visti prima, mi hai detto che va tutto bene, che stai, come dire, raccogliendo i frutti di un lavoro importante, stai preparando anche un lungo tour internazionale, andrai in giro per il mondo, è proprio il caso di dirlo, quindi diciamo che il successo di Mario Biondi, dico io, assolutamente meritato, si conferma. Diciamo che non stiamo fermi un attimo. Non siamo fermi mai e abbiamo fatto una tournée italiana molto bella che ha dato la luce a questo disco che ho voluto registrare fra Taormina e Palermo perché ci tenevo a documentarlo qui proprio nella mia terra. E adesso ripartiremo poi per appunto alla volta dei posti un po' più lontani, andremo in Australia, in Giappone, Benelux, chi più ne ha più ne metta. Mi sa che c'è anche una tappa in Brasile di nuovo. E quindi qui ci vuole l'applauso, perché quando un siciliano ottiene i successi che merita, noi siamo contenti. Se poi si tratta di un amico che come Mario ha cominciato facendo tutta la gavetta, io lo voglio ricordare, perché poi è sempre utile dirlo proprio ai giovani, che nessuno ti regala niente, che bisogna guadagnarsi tutto col proprio talento, col proprio sacrificio, no? Vorrei dire che è questione di... ora ultimamente si usa dire karma. Ci vuole tanta karma, ma tanta. Karma, sì. Comunque, in un senso e nell'altro. E lui di karma, ve lo posso garantire, ne ha avuta tanta sin da quando cantava nei locali, nelle discoteche. Ti ricordi i tempi bellissimi di Taormina? Assolutamente. Il Tuvà di Taormina, che meraviglia. Il Tuvà di Taormina che ricordo sempre con grande gioia, grande piacere. Esatto. Ma poi ho fatto anche le discoteche su, insomma, Parma, Desenzano, piuttosto che, insomma, Bolzano, in giro un po' per tutta Italia. E lì è stata un po' dura perché talvolta si tornava indietro, non so, alle 5 del mattino, arrivava a casa alle 10 del mattino stravolto, storto. È vero, però insomma tutto è servito, tutto serve e poi il ritorno a casa è sempre piacevole. Meno male che si torna a casa. Mario Biondi, grazie. E a proposito di tour, a proposito di giri per il mondo, il suo nuovo lavoro si intitola proprio Parto da qui, quindi e anche lui insomma ha cominciato facendo la sua gavetta, cantando sin da quando era un bambino, arrivando poi ad Amici, ottenendo un importante piazzamento al secondo posto nella edizione numero 8 del 2008-2009, insomma poi ha vinto tanti dischi d'oro, premi importanti. Adesso è arrivato anche questo nuovo lavoro che presenteremo questa sera, è la terza volta che ho il piacere di presentarlo perché è un amico d'insieme, è un amico del pubblico siciliano e si chiama Valerio Scanu, eccolo qua il CD. Valerio Scanu! Ciao! Bentornato! Grazie. Ciao! Valerio, accomodati accanto a Mario. Che so che tu ammiri molto, per cui sono contento stasera di fare un puntatone, perché dico una cosa... Io lo ammiro, mi sono strappati i capelli la prima volta, Esatto, un po' come le ragazze. si vede, sì, ma guardate, questo è il risultato. No, io dico una cosa, perché poi, come dice il grandissimo Pippo Baudo, altro siciliano di cui andare orgogliosi, il buon presentatore deve saper vendere la propria merce artistica, però dice pure che quando la merce è buona, cioè quando gli artisti sono di qualità, è tutto facile, fa meno fatica. Quindi io posso dire senz'altro di avere uno dei crooner, degli artisti, dei cantanti più famosi e più importanti e più quotati a livello internazionale, che è il signor Mario Biondi, prego, ed uno dei giovani più interessanti, più quotati, più di successo del momento a livello nazionale e internazionale, Valerio Scanu. Quindi, lo so. Tutto, ecco, puoi dirlo, No, scusa. dico, l'unica schifezza sono io, perciò mi hai messo in disparte. No, No, voglio capire una cosa. io- Come hai messo qua perché vuoi bilanciare col peso? O... Esatto, io già capito, siccome sono un signore, no, lo so che ho sei un detto signore, ma... che sei da questa parte perché sennò altrimenti
tutto di là. Tutto di là, vabbè, se apparava buono così, va. Va bene. Va bene, va bene. Anche perché tu parlerai un po' del tuo peso, no? Perché mi vedi No, dico, peso? quello No. che è, ognuno Sembra ha, che stai dicendo una cosa come se stai insinuando. ognuno ha il suo peso. No, io stavo pensando a quello che ha detto Mario prima, il fatto che tu devi tornare alle 10 di mattina. Io sto ancora in questa fase, spiegami il karma, come funziona. No, appunto, quella è una di quelle cose che non ho mai capito. Il karma, per me è karma, proprio alla romana, proprio karma. Lo so, karma. però. E poi dicono che la vita, questa vita che si fa, sai, di notte, si torna, è una vita sbattuta, si dice a Napoli fa dimagrire, ma a me non funziona. Com'è sta cosa? Neanche a me, devo dirti che ultimamente ho preso 10 kg. No, ti giuro. No, invece posso confermarlo, nel senso che Mario è in linea sicuramente, però mi ha detto arrivando qui, Ha messo 12 grammi. ultimamente mi sta piacendo molto questo tour gastronomico che faccio per il mondo, No, no? la verità è che non si pranza, Non mi si chiama fa mai, colazione tu. scarsa, la cena si abbonda e poi ci si mette a letto con Esatto, capanza china. la panza china. Esatto. Invece Valerio che rapporto ha col cibo? Visto che abbiamo aperto... No, Io sono bravissimo a iniziare le diete. sì. Però Di lunedì, poi- possibilmente di lunedì. Esatto. Di Tipo lunedì. la domenica mi sfondo proprio Sì. che arrivo a letto a tappo. Però il lunedì inizio la dieta, poi verso il mercoledì inizio già a sospendere. Perché è parlare normale? di rispetto? Perché è normale? Perché è È normale? normale che ti spiego. Sì, il problema è sempre il metabolismo, è vero, perché è normale. Metabolismo, ma l'altra metà è perché uno mangia. Allora, il problema secondo me metabolismo. metabolismo e Questa, l'altra metà è questa è mangia. carina, qui, perché qui bisognava già mi sembra sottolineare colpa che la la metà. battuta con l'applauso, è vero, è vero. Perché io dico una cosa, quello che diceva Valerio prima, allora è vero perché uno il lunedì comincia la dieta e riesce a fare il lunedì e il martedì perché mangi talmente tanto la domenica che stai disgustato il lunedì e il martedì, quindi non è che fai la dieta perché fai la dieta, stai ancora un po' che mangi di tutto, i cubetti di ghiaccio, la maionese, qualunque cosa ti capita. Il lunedì cominci, brava dire, ti giro lo stomaco, tutte le schifezze che ti sei mangiato e quindi ce la fai 2 giorni. Il mercoledì ti comincia il dramma, perché ritorna la fame e cose, però io mi faccio fregare la dieta, ma che me ne importa? Però questa mi mancava, devo provare i cubetti di ghiaccio con la maionese. No, non l'ho mai provato. Per dire che lui si mangia di tutto, dicendo- proprio, arriva a qualsiasi eccesso. Vabbè, ma di questo parleremo. Poi ovviamente arriviamo alle donne che insomma sono anche un po' ossessionate, no, Sì, però- dall'alimentazione, o no? Sì, Chiedo ma- alle mie 2 donne del programma. Sì, perché io ho capito che non riesco a rinunciare al cibo. Allora il trucco, Salvo, lo sai qual è? No. Fare tanto sport. Quindi ragazzi, fate Hai tanto capito? sport e mangiate bene. Il problema, ecco, è A, trovare il tempo, giusto? Prima di tutto. A trovare la passione, la volontà e la voglia, appunto. E 3 che cosa, Valerio? Tu qua sport come No, sei io messo? vedo proprio- Niente, no, niente. Negato non se ne a proprio. parlare, negato. Lo sport. Tu sport giochi da al calcio? calcio, sì. Aspetta, perché tu che giochi al calcio... La PlayStation. Ah, ecco, sì. Beh, sempre ma- calcio è, sempre sempre calcio. sport Sempre è. calcio è. Microfono a Marilisa, invece tu sei ossessionata dalla dieta, dal mangiare. Io ho un buonissimo rapporto. Ma attenzione, microfono, eccolo che arriva. Ho un buonissimo rapporto col cibo. Sì. Quando mi capita vado in palestra, ma non sono ossessionata dalla palestra. Quindi palestra sì, senza eccessi Sì, sì, e cibo. cibo tranquillamente. Il maestro mi sembra abbastanza suca simula, insomma, nel senso che no. Scusa Valerio, Suca Simula è meraviglioso. Maestro Biondi, lei che è un crooner internazionale, lei che canta in tutto il mondo, vuole spiegare al signor Scano il significato Adesso di... mi metti anche alla prova, sai Suca che io ormai Simula? vivo al nord da tanti Vuol anni. dire proprio... uno che è proprio Suca Simula, Segaligno. Sai che una volta ho scritto sul giornale, dove il mio Ernesto Grech, che è uno dei nostri tecnici straordinari, ho scritto sul giornale per fargli un complimento, dietro le quinte c'è il Segaligno Grech. E lui, devo dire, non capiva se era un complimento o meno. Segaligno vuol dire proprio magro, ecco, vabbè. Quindi... No? Non capisco il termine magro che significa. Ma perché non lo capisci? No, ma anche io mi sono iscritto in palestra, è vero. Ah sì? non Come sono andato? iscritto però. Ti sei iscritto? Sono iscritto e poi non ci vado, però non funziona. Cioè tu ti sei messo a posto con la coscienza, cioè io sono iscritto. Sono andato dal dottore e mi ha fatto fare il certificato, non è che il certificato di sana e robusta costituzione. Ci vuole. Però l'ho fatto solo di sano, ho detto che se mettiamo in discussione la robusta io me ne vado, ho detto che non si può parlare, che più robusta è questa, ma la deve scrivere il dottore che è robusta. Ho capito, quindi solo sana. Solo sano, ha detto poi devi imparare a mangiare, mi hanno detto. Ah, sì? Ho detto guarda,
io so già mangiare, non è che mi ho imparato a mangiare. Perché per arrivare a essere così uno sa mangiare, non è che c'è qualcuno che te lo deve insegnare. Io so mangiare, che non so rinunciare a mangiare, che è diversa cosa. Va bene, d'accordo Nello, Pensa mai a salute. va bene così. Completiamo la presentazione e poi cominciamo anche a cantare perché presenteremo questo nuovo lavoro, Valerio, che sta andando molto bene. Mi pare che dopo il successo al Festival di Sanremo è arrivata anche la conferma, perché lo diciamo la volta scorsa, quando poi si parte così bene, sia pure dopo sacrifici e anche tanta gavetta, bisogna poi confermarsi esatto al primo appuntamento valido, e questo CD mi pare che lo sia stato un appuntamento valido per te. Assolutamente, ho avuto anche modo di fare un in-store, un firmacopie qui in Sicilia ieri. Ieri c'erano anche le signorine, sì, a Palermo. C'era lo stesso, no, c'era più delirio di quanto ce ne fosse a Roma, Milano, quindi... Vedi caro Valerio, noi in Sicilia ce la facciamo troppo forti. L'importante è che compriate i dischi originali. Esatto, Sì, no, c'erano tutti originali. 4 a testa. Beh, Bravi, così si fa. Perfetto. Ora uscendo comprate anche il doppio Yes You, perché Yes You. You. Perché così You. Come stai? Perché, bene. sì, tu, perché lo sapete bene, noi lo aspettavamo la settimana scorsa, lui è stato assente, giustificatissimo, stava poco bene, ti sei ripreso, insomma. Sì, mi sono ripreso e sono tornato. Ma diciamo che mi ha anche portato bene, perché ho avuto, cioè, come dicevo, parlavamo al telefono, insomma, la settimana scorsa, cioè oggi ci sarebbe stato lui, a me fa molto piacere. E lo so, essere quando con abbiamo lui. concordato la seconda data, noi volevamo fare 2 serate diverse, però quando lui ha sentito c'è Mario Biondi, vengo subito, è vero, lo ha detto immediatamente. Per questo quando ti ho presentato ho detto che sei un suo ammiratore. Altresì carino accettare... Vorrei dire che merito un urletto anch'io stasera. Sì, Mario Biondi! Diciamo che è arrivato più di un urlo. Allora, ci vuole un altro urlo per l'ospite che sto per presentarvi. Sapete perché? Perché anche lui ha fatto molta gavetta, anche lui ha fatto molto teatro ed è diventato per noi un veicolo importante per portare la nostra cultura in giro per il mondo, perché le mini minaglie, i proverbi, Martoglio, stasera avremo delle dediche martogliane per te che sei catanese cannocca, caro Mario. È una cosa importante, per cui l'applauso che vi chiedo è per Gilberto Idonea, eccolo! Buonasera Gilberto! Allora, facciamo qualche minaglia veloce così poi ci fermiamo e sentiamo i nostri 2 ospiti musicali. Però mini minaghi prima devi spiegare Sì. che cosa sono mini minaghi. Allora, a Mario Biondi. No, a Mario non c'è bisogno perché lo sa. E lui sta in continente Sì, ormai. sta in continente ma è Mi sono catanizzato. attrezzato però. Ah sì? No, Usi le- i pannoloni? Ecco, Battuta facile, in continente, vabbè. No, le mini minaglie, caro Valerio, e lo dico anche al nostro Nello che è napoletano, sono questi indovinelli tipici siciliani, Di una antichi, volta. di una volta, che sembra, Maliziosi. esatto, sembra possano avere un senso un po' volgare. glielo spiego a lui che è del nord. Sembrano vastasi. No, ma mi ricordo mio nonno qualche cosa che Però in realtà invece la soluzione è sempre Fagliene pulita. uno al volo di quelli vecchi. Ero Tenuccia che mio A nonno... vo- Scusi, lei che è del nord. Sì. Camminando, ma vai toccando. certo. Dove c'ha la mano? Se io la allont- coscia, Ah, la coscia. Ecco, la coscia. Che cos'è? La tasca. La tasca, la infatti, tasca. l'avevamo fatta l'altra volta, Che l'aveva cosa proprio c'entra indovinata la Maria Lisa. coscia? No, lei mi ha detto dove ha appoggiato la mano lei adesso, io la coscia l'ha appoggiata la mano. Vedi che Mario è uno spetto, va. Vabbè, facciamone alcuni e poi dopo hai un omaggio per Mario e per tutti, perché Martoglio, insomma, è un grande omaggio sempre per la cultura mondiale. Allora, tu traduci? Sì, Antonio Spadaro dalla regia con Natale Zennari e i nostri tecnici. Andiamo con la grafica, così li facciamo in siciliano, in italiano e poi diamo la soluzione. Vai! Ave la testa e noi ave merudda. Cioè, ha la testa, ma non ha il cervello. Ave la panza e non ave puredda. Ha la pancia, ma non ha al suo interno le budella, l'intestino. Che Quindi cos'è? ave la testa e noi ave merudda, e ave la panza e non ave puredda. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Questo è un po' difficile. Poi quando sono sentirete oggi sono tutti difficili. la soluzione vi renderete conto che non lo era così tanto. Cioè se uno Eh. viene, aiutale tu un po', non fare Sì, ha la testa, quindi è una figura, ma la testa, ma non, ci è, manca non è viva perché non ha il cervello. Costantino. Come? Boh? Ho detto Costantino. Costantino ha detto lui. Qua ci vuole l'applauso con tutto il rispetto.
Benvenuti, scusate. Tra l'altro credo che sia a Catania il 18, ho visto dei manifesti da qualche parte. Vabbè, io Stasera ci mandiamo con Costantino. io rispetto tutti. Comunque, cos'è? Aveva la testa e non ha il cervello, e aveva la panza e non aveva pure. No, niente. Come? Lago? No, lago no. No, ma se uno vede che... Beh, quasi la statua, perché è il ritratto. È il ritratto, perché quadro, uno il vede la ritratto. faccia e ci manca dentro il cervello, Vabbè. la pancia. Però Ha preso. poteva essere anche la statua, tutto sommato. Vai, secondo, eccolo. Di lontano mi si dia Sì? Da lontano mi dà fastidio. e di vicino assai mi piace. Invece quando è vicino mi piace molto. Non è fuoco, ma mi brucia Non è il fuoco, però mi brucia e mi leva pure la pace. e mi toglie pure la Di pace. lontano mi si dia, Sì. pensate, quando uno da lontano non significa niente. Invece di vicino mi piace assai. Qualcuno ha detto me mughieri? Chi è? Oh, come si permette? Però Non è fuoco, Eh. ma mi brucia e mi leva pure la pace. c'è una signorina in terza fila che ha detto l'amore. L'amore, Bravo. brava, Eh, l'amore. lei, Perché quella da signorina lì. lontano mi si dia, che serve l'amore da lontano? Sì. Con la chat. Sì. Invece di vicino mi piace assai. Non è fuoco, ma brucia e mi leva pure la pace quando ci sono problemi. Vabbè, andiamo avanti. Terzo, dai. Questa ce la potremmo fare per Padre Aldo? Eh sì, Falla. per la musanza. Sì. E hai una iaggia fatta di menanno, Vabbè, ho una gabbia che è stata costruita da mio nonno, china di chianti e di malinconia. piena di pianto e anche di malinconia. L'aceddo che c'è dentro va stiano, Quindi l'uccello che si trova dentro la gabbia va scuotendo il capo. l'aceddo che c'è fuori ciucciulia. Invece l'uccello che si trova fuori va sussurrando, ciuciulia. Che cos'è? È una cosa che riguarda Padre Aldo. Sì, riguarda Padre Aldo, sì. Ci arrivate? Cosa dice? Il Il confessionale. confessionale, brava, signora. certo. Complimenti. È una gabbia piena di pianto e di malinconia, perché insomma ci si va a confessare, si vanno ad esternare Il anche... prete che c'è dentro fa, questo non propri lo deve peccati." fare più, questo non lo fare più, questo non lo fare più. Sì. E invece chi di fuori, ciucciulia che c'è, va bene, padre, non faccio più, va bene, padre, che non faccio più. No, questa mi piace, aspetta, rifacciamola sull'applauso, questa mi piace. Allora, questo è il confessionale, c'è la grata del confessionale da questa Tu che parte. fai? Io faccio il penitente e tu fai il prete? Allora, sì. Allora, questo è il disegno. Sì, questo è il confessionale, qua c'è la grata, qui c'è il prete seduto e qui c'è invece l'uomo che si confessa. Pace, ieri ci tocca la coscia mezzita. Questo non lo devi fare, questo non lo devi fare, questo non lo devi Giorno fare. non faccio più, non faccio più. Questo non lo devi fare, non lo devi fare, non lo devi fare, non lo devi fare. Vabbè. Del resto, Mario lo sa, sono parrino mancato, perché insomma chi ha fatto le scuole ai salesiani, insomma, è parrino mancato in qualche modo. Facciamone altre due, dai. Alla mia signora Sì, ci tagliai le trizze sì. Allora, alla mia signora ho tagliato le trecce, sì. per rinnovare le sue verdi braccia. Sì, per rinnovare le sue verdi braccia, sì. Esatto. E quando è l'ora, a causa delle sue bellezze, E quando arriva proprio l'ora, per le sue bellezze, pure l'uomini saggi diventano pazzi. anche gli uomini saggi, insomma, accorti, diventano dei pazzi. Che cos'è? La vite, bravo! La vite, la suggeriva quel La suggeriva signore il papà, forse alla figlia, la che figlia la ha capito disse la vita. No, ma è la vite, esatto, va bene. perché la signora alla quale si tagliano le trecce sarebbero appunto insomma i rami, i tralci, no? La posso fare al maestro Biondi Sì, questa che viene? Questa Scusi, che viene al maestro Biondi, Eh, mettiamoci qua. va bene, va bene. Ma si parla di capelli, immagino. Sì, ci tagli la testa. Ci tagli la testa e ci tagli la cura. Sì, Salvo. sì, gli tagli la è testa. continentale, diciamo. Sì, e gli tagli la coda, sì. E vire da Intra a una bella signora. E vedi che lì dentro c'è una bella signora. Ci tagli la testa, ci tagli la cura e vire da Intra a una bella signora. Allora, la soluzione è arrivata dal settore B, però qual è? È figo d'India, brava signora. Bene. Figo d'India. Esatto, Figo perché d'India. Figo d'India. Ci tagli la testa, Tagli ci la tagli la coda. cura. Tu lo sai chi ha dato, Apre e spunta tu lo la sai, bella tu lo sai signora. chi ha dato la risposta? Là, in prima fila? Quella signora Quella là. signora lì che domenica, così ne approfitto, vedi, sembrava scritto da un autore di quello giusto, domenica festeggia il compleanno
compirà 77 anni ed è la zia Nuccia. Le facciamo tanti auguri a tua zia Nuccia. Vabbè. Gilberto, grazie. Complimenti, zia Nuccia, sembra una bambina. Eccola, sembra una bambina, 77 anni, eccola qui. Complimenti, Bene, complimenti. l'abbiamo vista. Facciamo un applauso a Gilberto Idonea, grazie. Simply the best, better than all the rest, better than anyone I have met. You're simply the best. Il nostro angolo musicale è semplicemente il migliore, senza dubbio e con l'applauso del pubblico. Grazie. Marilisa, Pino e il nostro Lucio Nicolosi. Allora, presentiamolo meglio questo tuo lavoro, perché parto da qui, è un CD ma è anche un DVD. Cosa c'è dentro, Valerio? Allora, all'interno del DVD ci sono 4 cover che sono Sentimento, Always, Everything I Do e poi Cambiare. Loro lo sanno di sicuro, Loro, guarda. sì. Quindi Infatti, appoggiati sempre a loro perché non sbagli mai. poi c'è un videoclip, c'è un video inedito di un brano del disco precedente, che è Così distante, una fotogallery e poi il diario del tour raccontato dai fan. 10 video di 30 secondi ciascuno in cui i fan espongono le sensazioni del tour. Senti, loro non sono delle ragazze che ti seguono, non sono fan, sono delle dirigenti della tua casa discografica. Sì, sono loro che hanno diciamo che deciso cosa mettere dentro a questo cofanetto. Loro sanno molto che lo più so. di me. Sono molto della più informati EMI, di me. esatto, sono della EMI, ingaggiate dalla EMI, ti seguono e vengono qui anche per ascoltare, dimmi Mario. Che Paolo Romani, portati dietro loro. Sì, Paolo Romani, al quale tu sei legato. Assolutamente. Perché sei legato a Paolo Romani? Ma perché Paolo è stato la prima persona con la quale ho fatto un certo percorso e abbiamo promozionato insieme Handful of Soul, insomma mi ha spiegato anche molte cose, è un mio amico e siamo rimasti buoni amici e adesso lavora con Valerio. Lavora con Valerio e infatti ci siamo sentiti telefonicamente. il mio amico Paolo Romani. Per Paolo Romani, ma applauso per la canzone che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, cantata da Valerio Scanu. Prego Valerio. Così, Valerio Scanu. Grazie. Signora, attenzione, signora, lei è calabrese, si sente? Signora, si sente che lei è calabrese, si sente? Anzi, un saluto alla Calabria che è vicina. Vieni, Valerio. La signora si stava sforzando talmente, caro Mario, che ho avuto un po' paura per le sue coronarie, capisci? Perché disse... Poi, tra l'altro, i calabresi, che io stimo molto perché sono nostri dirimpettai, hanno questo piccolo problema con la pronuncia, col dialetto, perché... Non l'hai notato mai questa cosa? Non l'hai notato mai, sta cosa, la sopprezzata. Vero? No, lo so che non è vero, vi voglio bene, viva la Calabria, viva la Sicilia, viva il Sud, viva la Sardegna! E viva la Campania! Che volevi dire, Nello? No, volevo dire che io ho seguito la canzone con attenzione e fare l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, vabbè, ma nei laghi, come fai? Lo so, l'abbiamo detto, è già stato detto. Io nei laghi mi sono trovato male, i zanzare mi hanno distrutto. I zanzare è pieno. Basta mettere una muta. Esatto. E lasciare metti una muta. Però poi si mette la muta, poi non c'è comunicazione, non si comunica con la muta. Ma infatti non bisogna parlare. Ah, non si parla? Ah, tu non dici mai niente, stai sempre zitto, ok. Nei laghi no. E per le zanzare come ti sei organizzato? Per le zanzare c'è l'autan. Ah, allora grazie, per il consiglio. Ma poi a me le zanzare non mi mordono. Ah no? A me le zanzare non mi Perché mordono. non ti mordono le Non mi zanzare? mordono le zanzare perché quando mi vedono dice "Cazzo, guarda che già quando l'hanno gonfiato, basta, non esagerare e mi lasciano stare". Quindi ti risparmio. Senti, ma soltanto 2 riflessioni ancora, Sì. anche da seduto stesso, Ma anche perché non ti tanto non mi potresti riesco a alzare alzare, mai. Quindi, se qualcuno volesse mettersi, non dico a dieta, volesse mettersi un po' a regime, tu dagli qualche consiglio, Ma perché hai detto non- bene che tu sai come mangiare. Quindi... Io so come mangiare. Allora,
Innanzitutto la dieta fa male, partiamo da questo concetto. Perché fa male la dieta? Non dire cose che non No, sono vere. Allora, sai che cosa mi dà fastidio a me? Allora, adesso prima c'erano i dietologi, o tu vai dal dietologo, Sì. adesso si chiama nutrizionista, che è ingannevole come parola, perché tu dici questo mi nutre e invece vai là, peggio lo dietologo che ti fa fare. Allora, a parte che il dietologo io ho litigato l'altra volta con il nutrizionista perché ho detto, guarda, io sto venendo qua da lei da ormai 40 anni e su 40 anni che non ho perso un grammo. Tu con i miei soldi ti sei comprato la villa a Taormina, voglio capire che sta succedendo. E ho detto, guarda, te lo dico per l'ultima volta, non te lo dico più. Io ti ho sempre detto che se vuoi dimagrire devi mangiare sano. Mangia sano, dimagrisci. Mangia sano, dimagrisci. Ho detto, dottor, ma io sono 40 anni che mangio sano. Io se apro un barattolo di Nutella, io mangio sano, io non lascio niente. Vai. Ma non sano come intero. Ma E non ti sano... ha spiegato lui allora. Ma non vi siete capiti? Non si è spiegato lui. E allora? E allora, vabbè, che comunque la nostra vita non è facile, No. perché mo uno gioca e tutto, ma è difficile tutto, anche andare in farmacia, che è una cosa normalissima, per noi può diventare un problema, perché in farmacia cosa hanno pensato di mettere? La bilancia. Ma fino a quando c'erano quelle bilancia, mi devo alzare, stacca, Piano poi, piano, te la faccio. piano, tutto si è Ho perso rotto. un po' il microfono. Aspetta, mamma mia, te. Me la metto un attimo così. Sì. Dicevo, fino a quando c'erano quelle belle bilance di una volta, uno entrava in farmacia, salivi, facevo tipo indifferente, sai, così, salivi sulla bilancia, tu guardavi i fatti tuoi, poi al massimo te la prendevi con i farmacisti. Scusate, ma questa è la somma di tutti quelli che si sono pesati stamattina, perché ne ha zerato sta bilancia. Poi tu guardavi i fatti tuoi, ti rovinavi la giornata e te ne andavi. Invece adesso la tecnologia che cosa pensate di fa? Le bilance che parla, gridano! 150 kg! Che gridi? C'è sta gente, che gridi? Se c'è un problema, chiami di sport e parliamo, ti sto pagando, state zitta, no? Oppure in bilancia c'è scritto salire, come salgo sopra, scendere, mi fai male, scendi! Oppure bilancia che come sali sopra, una alla volta, per favore, una alla volta. Sto da solo, una alla volta! Ma è tutto contro di noi. Ma cosa volete fare? No. Sai cos'è successo? Sì. E poi ti lascio È capitato. concludere. No, è partito un applauso timido da parte di alcune vittime delle bilance parlanti che si sono riconosciuti esattamente in questo Andiamoci racconto. il giattone quando uno è grasso. E io un'altra cosa che odio, allora, questo che ha inventato le porte girevoli, chi deve morire. Allora, sì, ha da morire. Allora, io mi incastro da sti cacchi di porta. Sono talmente strette che io di così non ci passo, devo passare sempre di profilo. Ma anche se passo di profilo sono strette lo stesso, perché se sto eccitato, capita. No, aspetta, devi fare questo fatto che i grassi ce l'hanno pure piccolo, per piacere. No, ma vabbè, io- quello poi più ingrassa e più diventa piccolo. Che è sta cosa? Vedete che ingrassiamo ovunque, l'unica cosa che dimagrisce è proprio quella, e che è una maledizione allora. Ma che? Ingrassiamo ovunque, che si sappia. E poi do una brutta notizia ai magri, chiudo. Ti do una brutta notizia, sappilo tu magro. Io magro, sì. Che è scientificamente provato che quando si fa l'amore con una donna, un grasso rispetto a un magro la fa godere 2 volte in più. Se tu la fai godere una volta, la facciamo godere 3 volte. Guarda, questo non risulta, però Una volta quando spiegalo. facciamo l'amore e 2 quando ci togliamo da sopra, che comunque è una soddisfazione. E gliela possiamo dare solo noi. Nello Iorio, va bene, questa è carina. Vabbè, forse ci conviene ingrassare un po', Valerio, Mario. Per questo tu mangi. Lasciami perdere. Va bene, io volevo chiedere una cortesia a Valerio, poi c'è un omaggio a Mario che sentiremo cantare e quindi scendo giù per preparare il gruppo. Puoi ricevere da quella ragazza il cuore? Vieni qua, facciamo una cosa in diretta perché me l'ho chiesto Claudia e io quando mi arrivano queste richieste lo faccio molto volentieri perché so che posso contare nella disponibilità di Valerio. Benissimo, ecco, è una cosa alla quale tengo. Grazie Valerio. Allora, Mario, tu sei catanese, come dicevo prima, Cannocca, no? Mio nonno diceva Macca le occio. Marca Leoccio, sì. Sì, che è successo? Cuore, Sto cercando di piazzarlo. piazziamo un cuore. Dopo lo scocciamo. Lo tieni. Piacciamo il cuore. C'è sempre posto, per un cuore c'è sempre posto. Dicevo, tuo nonno appunto diceva Marca Lioccio, tuo padre che abbiamo ricordato tante volte, il grande cantante, grande amico mio. Mio padre devo dire che aveva messo Stefano su, Biondi. come me, aveva messo sulle S, quelle emiliane, abitando in Emilia. Sì? Però Però quando tornava a Catania. Ma sì, ma la verità è che siamo sempre combattuti, no? Penso che il siciliano, ma forse un po' tutti quelli del sud, prima si parlava della signora da Calabria. Calabrese, sì. Devo dire, siamo sempre un po'. Quando siamo lontani, siamo lì che facciamo. Che come si la Sicilia, un cauro, è bella, si mangia bene.
Quando torniamo qua, mica che schifo, non si può stare qua, no? Ma questo è vero, sai che me l'hanno detto proprio a Grenchen, gli amici del Militello Club, è proprio vero, quando loro sono lì c'erano meno 4 gradi, pensate quelle macchine con Stamattina la patina a casa di mia ghiaccio. meno 7, stamattina a casa mia. Quindi lì loro sognano sempre, ovviamente, Militello, la Sicilia, No, Catania. ma poi devo dire ora, al di là della temperatura, che ha sicuramente un peso importante Certo. nella vita, ognuno di noi, chi nasce in una certa terra, in un certo modo di pensare, poi è difficile che nasci tu non può morire quattro. Sì, è vero, il cordone ombelicale non si spezza mai. Io gliel'ho chiesto appositamente, Mario, e poi ti facciamo cantare un omaggio dedicato proprio a Mario Biondi e ai siciliani, ai catanesi, ai siciliani che vivono lontani da questa terra, perché c'è un grande giornalista e scrittore catanese di Belpasso, Nino Martoglio, che ha scritto anche cose molto simpatiche, molto divertenti. Sì, lui girava per i quartieri di Catania, specialmente alla Civita, ma anche nel tuo quartiere, Fortino, e si ispirava. Lui praticamente veniva e per scrivere i suoi sonetti girava per Catania. E poi ho abitato anche a Piano Tavola, a Belpasso, quindi siamo con Nino Martoglio, insomma, ci vedevamo ogni tanto. Certo, quello era il suo punto di passaggio perché scendeva Perché tu sei antico, diciamo, tu sei antico nel termine, nell'accezione catanese. Allora... E proprio mentre passeggia per il tuo ex quartiere, perché farla come la vuoi, sempre Cucuzza, e no, non c'entra con la Cucuzza. No, voglio Anche dire, perché, insomma, chi è nato là poi ci resta col cuore, anche se diventa continentale. E lui passando là vede in una putia, proprio da Fortino, dei giocatori di briscola in compagni, perché in Sicilia quando si gioca a briscola non è una partita a carte, è una scerra, perché nella briscola in compagni ci hanno sempre che dire i compagni che giocano, e quindi lui nota questo e assiste e scrive questo sonetto vedendo questi giocatori che giocano a briscola. Parlate, Don Calorio, come siete? Buono, voi siete buono, sento a dire, carichi, quando non a briscola ne avete, so come volete, a vostro piacere. Una briscola vestuta. Chi è che ricite briscola, quando vuoi la a dire? È grossa. E non fa niente, favorite. E se non volesse favorire, carico, manco, caccia in sei di spade. E che schifo è di sta maniera? Don Peppe Nappa, da cosa giocate? Miseria e scecco con tutta tistera. Ma come ve l'hai a dire a bastonate che manguiaio sale di salera? Bellissima, bellissima. Io invito i giovani, perché io l'ho fatto alla vostra età, a leggere la Centona di Martoglio. Compratela anche in edizione, come dire, economica. Ecco, La Centona è stato il Vangelo dei siciliani nel mondo. Quando andavano fuori la sera si consolavano, quando non c'era adesso internet che consente ai nostri emigrati d'America che ci stanno vedendo di seguirci anche attraverso il satellite, sì. E per esempio c'è tutto un capitolo che lui in Centona dedica a imbriachi scienti. Imbriachi scienti che sono tutti quelli che pensano di sapere tutto, che sono ignoranti però imbriachi e spiegano agli altri. E per esempio ce n'è uno di questi imbriachi scienti che spiega a un altro che cosa è il telegrafo senza fili, perché dovete sapere che prima che Marconi inventasse la sua radio, prima il telegrafo funzionava col filo, e quindi con la nuova scoperta c'è questo che glielo spiega all'amico. Siete bestia, quadrupede e animale, e non vi dico altro, non vi dico, le antenne ci sono sempre tali e quali. E l'ha mai visto io e me compare Rico. Quello che non c'è più, mio caro amico, è il filo. Oh benedetto San Pasquale, il filo, un a tempo antico, dentro il quale ci correva il telegramma naturale. La mia difficoltà però non è questa. C'è una cosa che non saggio e della quale ne restai scosso. Piove mendevo, l'acqua si subissa. Com'è che la parola del dispaccio a chi che è bella asciutta come un osso? È bellissimo, straordinario. Ce n'hai un'altra?
Per chiudere, sì. No, vorrei intanto sentire un commento di Mario. No, io ho invitato i ragazzi a leggere la Centona perché molto spesso poi può sembrare una cosa lontana nel tempo, invece è la nostra cultura, la nostra storia. Mi sento un po' messo in mezzo stasera, devo dire. No, però so che lo fate con affetto. Dimmi, Salvo. No, dicevo, sentire queste cose antiche, che effetto ti fa? Ma devo dire che ora mi ripeto di nuovo, però mi riporta molto al mio nonno Mario, che molto spesso mi leggeva questo genere di cose, che molto spesso... Poi vedo anche mia zia che leggo il labiale perché le sa a memoria. Bene. E quindi mi piace perché è un ritorno alla mia infanzia. Era quello che ti volevamo dedicare. Ultima, e poi dopo prepariamo il gruppo che accompagna Mario con DSU. Fra l'imbriachi scienti, sempre quelli. Sì, ce n'è due che discutono sul sole e la luna. E che ci sono gente che ama più la luna e che ama più il sole. E quindi, ma che ne volete, caro amico mio? A me mi ha fatto sempre questa impressione che a petto dello sole so schifio la luna e tutte le altre costellazioni. Perché lo sole è fatto di una costruzione, salarato Dio, che fa un calore che uno arrestora una popolazione. E invece io con la luna non guario. Oh, momento. A prova so capito diritto. Lo sole, in quanto all'uscio, non c'è classe, ma se parliamo dell'uscio, mi parete pazzo. Perché la luna ne esce quando c'è lo scuro fitto e io risparmio sopra l'occhio a gas. O sole ne esce di giorno, che me ne faccio? Gilberto Idonea, grazie. Mario, poi presenteremo una parte di questa band che è molto siciliana, no? È una band che ti accompagna anche in questi tuoi lavori siculi. È vero, Mario? Sì. Alcuni sono vecchi amici, altri nuove conoscenze, giovani artisti. Senti, vogliamo presentarla prima questa band? Dai, facciamolo prima. Io mi faccio aiutare perché la mia memoria comincia... ti aiuto io perché ho tutto, guarda, mi sono preparato. Perché guarda, alla tastiera... A lui me lo ricordo. Lui te lo ricordi perché aveva coppola. Aspetta, lui mi sembra che ci conosciamo più o meno da una trentina d'anni. Come si chiama? Salvo Finocchiaro. Salvo Finocchiaro, dico io perché lui me lo permette... Figlio, lo posso dire, Salvo? Di Cotanto Gino. Figlio di Cotanto padre, di Cotanto Gino Finocchiaro. Applauso anche per Gino che ci sta seguendo a casa. Senti, il signore che c'è al piano lo conosci bene pure. Il signore che c'è al piano, invece con lui ci conosciamo da un po' meno anni. Con lui da 30 anni, con lui da 16 invece. Sì. Si chiama Andrea Bertorelli, Satomi, detto Satomi. E ti accompagna in giro per il mondo. Poi... qui dietro alla batteria... Alla batteria, vai. C'è... Una delle perle, dei centroavanti del jazz, new jazz italiano, si chiama Lorenzo Tucci. È vero, Lorenzo Tucci alla batteria. Senti, quel signore alle percussioni lo conosci o ti aiuto io? Ah sì, l'ho visto un paio di volte. Non do troppa confidenza perché sai, poi dopo... Si picchia Vito con tutta mano, no? Queste cose qua. Però ci conosciamo anche lui da poco più di un ventennio, direi. Dario Fisicaro che ha partecipato al nostro festival l'anno scorso della canzone poi qua ci sono i due giovani siculi in erba. No che fa male. Però ora mi faccio aiutare. Allora, alla tromba c'è Alessandro Presti. No, dico. Alessandro Presti. Da Milazzo, no? Provincia di Messina. Sì. From Milazzo. Mentre from Catania, Carmelo Venuto. al contrabbasso. E concludo io da Catania ancora con questo doppio CD live registrato particolarmente proprio qui in Sicilia, tra Taormina e Palermo. Mario Biondi, Yes You! Wow. Yes you! Come si fa a resistere,
Mi piace? Mi piace da morire. Sono contento, abbiamo fatto... Grazie. È un grande Grazie mille. davvero, un grande davvero. Molto bello. Abbiamo fatto un piccolo passo indietro, siamo tornati al sound di This Is What You Are. senza te. Questo è un giorno da vivere, se non si può descrivere. Bello, bello, bello. Guarda, fai una cosa, Mario, perché se lo dico io poi può sembrare che lo faccio perché lavorano con noi, perché li abbiamo scelti noi, perché Penso siamo che tu contenti abbia che una siano fucina con noi. meravigliosa. Hai Dillo una tu. fucina meravigliosa di Diglielo tu. artisti, di personaggi che collaborano con te, belli e bravi. Bene, quindi grazie a Lucio Nicolosi per il suo tocco al piano, grazie e complimenti a Marilisa Pino al suo secondo anno qui ad Insieme e quindi applauso al nostro angolo musicale, complimenti anche a tutti i nostri amici che ci danno questa forza per andare avanti. Dobbiamo andare avanti, ragazzi, fino al mese di giugno, quindi insomma teniamoci forte perché capisco che è un impegno importante, ma insomma senza fermarci, no, con le pause di Natale. Da con le stasera pause- fino a giugno, Sì, no. ma che cosa vuoi dire tu ancora? No, niente, stavo pensando niente. A che cosa? Che cosa stai pensando? Stavo pensando che mi trovo benissimo qua in Sicilia, veramente sto pensando che ci sono degli artisti al sud, io poi venendo da Napoli, che veramente noi possiamo combattere con tutto il mondo. Sì. Cioè il sud davvero ha una forza artistica, poi parlando serio, noi sembra che mo gli fa la battuta, non c'è battuta. Che veramente, io dicevo prima, ho visto Mario dietro, ho detto che sono quegli artisti che poi tu ti senti orgoglioso di essere italiano, ma soprattutto meridionale. Quando c'è un artista come Mario Biondi che gira il mondo, tu dici, cacchi, sono italiano come lui, ed è una cosa bellissima. E siamo meridionali, soprattutto abbiamo l'arte che ci scorre dentro, ci sta niente da fare. Vabbè, mo basta a fu serio, perché sennò... Vabbè, no, abbiamo il teatro nostro, che è il teatro napoletano, e volevo fare una piccola cosa, vogliamo fare una cosa, posso fare una cosa? Puoi fare quello che vuoi. Ok, ma mi si Piano mi alzo. piano, sì, sempre, No, volevo alzati fare, con calma. siccome vengo da Napoli, 2 secondi di Natale in casa Copiello facendo la voce di Edoardo e poi voglio approfittare dei nostri amici che si mi fanno un accordo perché voglio fare una sorpresina finale. Va bene. Ok. Io mi Natale in fido casa e ti Copiello, lascio. non so se tutti quanti la conoscono bene come la conosciamo noi napoletani, però Edoardo De Filippo con Pupella Maggio, Luca De Filippo, faccio un po' la voce, giusto un accenno di tutto e poi c'è sta sorpresa finale dove qualcuno mi deve fare sta nota sotto tutti quanti. Chi ce la fa? Tutti, va bene. Che sia nota. Ok. Vi do io il Scusami, via. tu ti devi prendere però questa responsabilità perché Qua. stai facendo fare, ripeto, A Mario Biondi e a al Valerio grande Scano. crooner Mario Biondi e al nostro Valerio Scano, Vabbè, vincitore poi di casomai Sanremo. vinceranno Bram, bram, insieme, bram, io bram. voce. Vabbè, vai. Ok, Ad insieme si può ok. fare, dai. Allora, Natale in casa Copiello c'è Pupella Maggio, la facciamo in breve, che arriva e Lucardi, ti piace o presepe? Poi si sveglia e guarda, c'è, presepe, è una cosa religiosa, presepe. Poi si alza il figlio, zuppa latta, se non me la portate dentro il letto, non mi soso, e ma prima. E chiaramente finisce, essendo il periodo natalizio, con la zampogna. Quindi... Quindi? Tutti i microfoni aperti. Grazie, mi sono Guarda, spaccato il però no. Fermo. mi sono io l'ho ingoiata la Ho zampogna. sentito ciaramidari dappertutto, ma come quelli che ho visto e sentito stasera, mai. Ma che onore. 2 note ho fatto, Io se lo addirittura, racconto non una, 2. Se lo Senti, racconto in giro che a Mario Biondi ha fatto la cosa. Questo te lo puoi vendere. Questo sembra quando poi diventi vecchio, Sì. che lo racconta ai nipoti, diceva vabbè, io quando ero giovane, a me però Mario Biondi mi faceva E poi tu ci metti il DVD e e gli tu dici, no, vatti a cuccare. guarda il nonno che faceva. Eh. Senti, ultime 2 riflessioni sulla... Sì, perché si parlava sulla di dieta, fisico, insomma, quindi, sulla magrezza. A me mi danno fastidio, soprattutto quelli che vanno in palestra. Allora, lo sport fa bene, però fissarsi nemmeno fa bene. A me mi danno fastidio, io chiamo i big gym, sai quello che quando camminano non chiudono nemmeno i braccia, no? Che poi te lo devono far pesare questo big gym. Loro quando ti vedono, ti guardano proprio, io sono big gym. E io sono Ciccio Bello, mo che mi fa? Cioè, ce ne torniamo nei negozi di giocattoli. E ti guardano.
Tu guarda che la faccia, cioè, ma se lo sai che se mi tocchi qua dietro parte un colpo e ti distruggo? Lo sai che se mi tocca la panza ti sputo in faccia? Cioè, poi ti guardo e ti fanno sempre la stessa domanda, Ti vedono per strada e fanno, ma perché non vai un po' in palestra? Poi ti vedi in palestra, ma che viene a fare? Allora, vengo o non vengo? Anche perché a noi in palestra non ci fanno fare la palestra, a noi ci sbattono sulla cicletta, che devo fare il Giro d'Italia, la odio la cicletta. Vai in palestra e ti vedi questi qua che si sentono belli, fateci caso, 30 specchi, si guardano in tutti e 30 gli specchi, sempre come se fosse la prima volta che si vedono, poi più sono belli, più hanno il fisico e più stanno incazzati. Fateci caso, fanno sempre sta cosa. Hanno muscoli ovunque e tu stai buttando l'anima per perdere 200 grammi, se Dio vuole fino a sera, questo viene fino a vicino alla cicletta, ti guarda sempre con quella faccia. Ma perché non vai un po' in palestra? Sto giocando a bocce, sto in palestra qua. Ah, scusa, so dire solo questo io. Ma lo sai che con 7-8 anni di sacrifici, potresti anche diventare come me? Cioè, per diventare come te ci vogliono 7-8 anni di sacrifici. Per diventare come noi, pure ci vogliono 7-8 anni. Ma te fai certi mangiate. Ah! Quando ci vuole. Grazie Nello Iorio. Grazie. Però è vero, ho visto, Mario, che quando lui imitava il palestrato tipo, soprattutto le signorine, insomma, le donne sorridevano. Vuol dire che comunque ne conoscono parecchi, sì, no? purtroppo. Di palestrati che stanno sempre... È vero o no, signorine? Ne conoscete molti, tu, Diletta? Ma quasi mi sembrava un palestrato lui di quanto l'ha imitato Io? bene. Sì, Ed è sì. l'oculista, guarda, ti consiglio. Sì, forse... Se mi viene palestrato, il problema è serio. Guarda. Ecco, vedevo che Marilisa sorrideva molto, quindi vuol dire che nella tua palestra... No, io preferisco gli uomini di spessore. Aspetta, parliamo di sta cosa, mi interessa. Esatto, sì. Tu ti sei messa nei guai. Ha detto che preferisce gli uomini di spessore. Aspetta un attimo, ma tu eri fidanzato con lui e lei è fidanzato con il calciatore. No, Io sono lei è fidanzata libera. col È libera calciatore. e Sono gli uomini di single. spessore. Ma io mi trasferisco in Sicilia, allora da domani trovo casa a Catania. Va bene. E mi metto a casa a posto. Ci siamo Nello sistemati, Iorio, allora. Nello Ah, Iorio, parola grazie. date. Arrivo subito da Valerio, perché in prima fila c'è un'attrice che si chiama, ricorda il tuo nome? Cettina Lazzaro. Ecco, Cettina Lazzaro, che mi pare che ha partecipato ad un concorso... Miss Cicciona. Miss? Cicciona. No, guarda, ho visto di tutto, Miss Muretto, Miss Schifio, Miss Iddio, Mi Miss stancai. Stufo, Mi scappa la pipì. mi scappa la pipì, però Miss... Miss Cicciona. Ah, quindi per donne un po' sovrappeso, diciamo. Per le donne in carne, diciamo, più belle d'Italia, Sì. Miss Cicciona, io ho perso per 6 kg, solo 6 kg. Hai perso per 6 kg, perché quella che ha vinto quanto pesava? 156. Quindi meno 6... 150. Vabbè, del resto Io tu lo dici col ho sorriso avuto- sul labbro e per questo le ho dato il microfono, non per prenderla in giro, non Vabbè, mi permetterei però- mai. So che tu, In compenso ho preso la fascia di Miss Calendario. come dire, vivi con grande No, ma io simpatia ci anche gioco, questa situazione, vabbè, ci che giochi vu- molto. io E se hai vinto la dimagrisco- faccia di Miss Calendario? Calendario. Che vuol dire? Cioè hai fatto un calendario? No, poi volevano farmi il calendario, ma i fotografi hanno detto che... Era un problema a 2 pagine per fare... di fatto. Ci volevano le pagine. Di Cioè, fatto. facciamo calendario tutte e 2 pagine. Questa è carina, bravo. Renzo. E difatti è stato un problema di... Vabbè. Non ho fatto il calendario comunque. Diciamo che tu fai anche l'attrice Sì. comica, c'hai Sì, anche un sì. gruppo di cabaret, così facciamo anche un po' Sì. di promozione. I Che si chiama- Tremendi, lavoro a teatro con Pippo Barone. Che salutiamo. E Pippo sabato Barone. e domenica c'è il debutto Dove con siete? Usa Ditelo. Piti con me a Grotta Smeralda. Bene, grazie, complimenti. Grazie a grazie. voi. Valerio, allora, adesso andiamo ad esplorare il pezzo nuovo, no? Che si intitola Mio. Di che cosa parla? Così lo presentiamo, Allora, insomma, loro lo conoscono bene. Mi alzo? Sì, no, adesso prima parliamo un Ma attimo sto se ti seduta. sistemiamo. Sì, va bene. Eccolo Allora, qua. mio? Sì. Ma mio... esatto. Non è il formaggino. Tu pensi disgrazia. sempre a mangiare. Sì, pensi sempre a mangiare. Poi non lo vuole detto, hai ragione, bravo Valerio. Mi son perso. Dicevo mio. Non è il Ah, formaggino, mio. sì. Allora, Mio è un brano che è stato scritto da un figlio che ha perso il padre. Può anche sembrare una canzone d'amore, perché ognuno poi quando la sente, quando anche la ricanta, se la indossa come meglio crede. Insomma, abbiamo anche fatto un video
che potesse simulare comunque una storia d'amore. Però fondamentalmente è stato scritto per un figlio che ha perso il padre e quindi ricordi e tutto diciamo, ciò che viene dopo. Bene, e allora la riascoltiamo, facciamo preparare il microfono, io scendo tra il pubblico, state inquadrando quello di cui voglio parlare, cioè questo CD e questo DVD che si intitola Parto da qui, e da questo lavoro di Valerio Scanu ascoltiamo il singolo Mio, Valerio Scanu. Valerio Scanu. Grazie. No, io sono molto contento quando insieme succedono queste cose. Vuol dire che abbiamo colpito nel segno, cioè abbiamo portato gli artisti giusti. Guarda, c'era una bellissima che ha anche è una sorta di mini minaglia, ha un doppio senso. Valerio, sei la rosa. La rosa è scritto in rosso, quindi Valerio, sei la rosa che profuma la mia vita. Grazie. Quindi c'è anche un poco di la rosa. Grazie. Grazie. No, la cosa che voglio dire, lo levo io il microfono, non c'è problema, facciamo tutto dal vivo. La cosa che voglio dire, e lo dico anche a Mario, che siccome tu sei giovane sarà contento di questo, tutto quello che accade ogni volta che Valerio viene a trovarci succede anche nelle piazze siciliane per quanto ci riguarda e di tutta Italia dove Valerio va a fare i concerti. Quest'anno, allora possiamo... quest'anno con Salvatore Tolomeo ne abbiamo fatti molti concerti insieme. Almeno 11. 11, almeno, no, forse 12. 12 più una. Vabbè, possiamo più allora dire che da marzo partirà un tour. Esatto, questo volevo dire. Ecco, diamo la notizia. Con inizierà con 2 date, una a Milano, una a Roma, ancora non diciamo quando perché è tutto in fase di allestimento, ma ci sono già queste 2 date e ieri parlavo appunto con Salvatore Tolomeo per fare qualcosa in zona. Sì, perché... Vieni seduto con me, vieni. Ma sai cos'è la cosa bella di insieme? Tu lo sai perché mi conosci e mi vuoi bene, è che poi con gli artisti si viene a creare un feeling molto particolare, devo dire con tutti sino a questo momento, nessuno escluso, con Valerio in modo particolare lo posso dire, ne abbiamo parlato spesso col tuo fan club, no? Mi hanno fatto Scanone ad honorem, insomma vabbè, l'armata Scanu è sempre pronta, è presente. Quindi questo rapporto ci porta poi ad essere molto legati, noi lo siamo da tempo. E ieri sera c'è stata una cena, capisci? Ma quindi stai facendo proprio il clan qui? Sì, io ero a Napoli, ma c'è stata una cena, Ma a capito? proposito, io stavo cercando di leggere cosa c'è scritto nella bandiera, ma la signorina la mette sempre al contrario. Signora al contrario, sì. Signorina, è cassariata la signorina, sì. Oh! L'invincibile armata Scanu. Ho capito, però non si leggeva niente. Ora si legge. Compatti, tutto è subito. Esatto, tosti e compatti, tutto è su. Va bene, se avete bevuto un poco, non si dice che ancora è pomeriggio, signorina, mentre noi registriamo, vabbè. Che c'è? Ah, guarda, questo mi riguarda pure, io l'ho detto. Scanone ad honorem salvo la rosa, guarda che meraviglia. Io sono contento di questo perché quando si crea un bel rapporto col nostro pubblico sono felice. Per tutte le volte che canto, beh, insomma, poi non ci arrivo, il mio... No, vabbè, ecco, qualcosa c'è scritto, vediamo, lo leggo sul monitor. Il mio sentimento è indissolubile. Vabbè, insomma, grazie. Complimenti alla tua armata. Allora, prepara i saluti, perché prima di chiudere con Mario... Ne voglio fare 3 perché 2 sono veramente a doppio senso. Vieni qua, Gilberto Idonea. Vengo col mio, vieni, col tuo. Col vieni. mio. Allora, questo non è Vastasigno, gli altri sì, dai. No, questo è da riflettere. C'è un palazzo. C'è un palazzo con 12 porte. Sì. Ogni porta 30 fermature. Sì. E ogni fermatura 24 chiavi. Allora, c'è un palazzo con 12 porte. In ogni porta ci sono 30 fermature, in ogni fermatura 24 chiavi. Che cosa? L'anno. È l'anno, sì. Il palazzo è l'anno. Sì. Le 12 porte. Sono i mesi.
Le 30 fermature sono i giorni di un mese. E le 24 chiavi sono le ore. Quindi diciamo il tempo esatto, tempo. perché l'anno è il palazzo. Va bene. Vabbè. Allora, sentite come una mini minaglia può sembrare, insomma, un po' volgare, ma poi di fatto ha un significato assolutamente tranquillo. Siamo un po' avanti nell'ora, quindi va bene, dai. Un picciottello di 14 anni. Un ragazzino, un picciotto di 14 anni. Atrás e ne esce come uno grande. La entra e la esce come ad uno grande. Atrás è asciutta e ne esce bagnata. La entra asciutta e la esce bagnata. Con tutta la puntita insanguinata. Con la punta insanguinata. Che cos'è? Ah? Non è la sigaretta, no. Neanche la siringa potrebbe... La signora... Ma tua zia è grande. È la penna. La penna. Brava. Perché un giovanotto piglia la penna, pensate ai calamai di una volta. La zianuccia è La formidabile. entra dentro il calamaio e quando la esce con l'inchiostro rosso sembrava una punta tutta insanguinata. Va Sempre premetto che non c'è nessun doppio senso, vai. Vai. Sì, vai. E tu sei l'artista, io traduco. Prima lo lecco e poi lo rilecco. Prima lo lecco e poi lo rilecco. E vabbè. poi Pitarreri ce lo inficco. Perfetto. E poi di dietro, vabbè, il resto lo Che sapete. cosa ridi tu? Che ridi? La signora che è In una signora Calabria per bene si fa così, no? Si picchia il filo. è l'ago. Prima s'allicca e poi un'altra volta s'allicca. Perché s'allicca? Per luarci le spuntature del filo lungo non ci trasse darrere, quindi prima s'allicca, poi si rallicca e poi darrere al lago si ficca. Se qua sono tutte male pensanti, Salvo, ma come sa... Senti, Antonio, vai un po' avanti, c'è una cosa longettisa, dai, facciamo quella così. Dai. Va bene. Ci puoi arrivare, Antonio Spadaro ci arriva. C'è Sì. una cosa Sì. longettisa, tu sembra ridere, ma perché ne stai serio? Eccola lì. C'è una cosa che longa è e tesa. lunga e tesa, sì. Che alle morti viene misa. Che a tutti i morti viene messa. La signora ci è arrivata e la candela. chiaro, Quella successiva, dai. Aiu. Questo è difficilissimo, questo è però. difficile, Va sì. bene, lo diciamo Sì. perché hai un bottiglione con Sì. due qualità di vino. Ho un bottiglione con due qualità di Dove vino. dentro ci sono due cose. Pensate a un contenitore che ha due cose, così vi aiuto. Sto bottiglione, perché c'è la simbologia nella minaglia, Sì. che c'ave che cosa? Due qualità di vino, quindi due cose. Aiutalo, tu sai, facci una mossa. No, io stavo cercando un'altra da fare per chiudere. Che cosa può essere questo contenitore con due cose? Cosa può essere? Non è facile. Signora, ci pensi, lo dica. Niente. Sa che cosa è? Niente. No. È È l'uovo. l'uovo. Perché? L'uovo, Certo. perché dentro questo contenitore ci sono due qualità, il bianco e il rosso. Quindi ecco, grazie per la... Vabbè. Facciamo il prossimo, dai. Bianco. Questo è facilissimo. Pensate sempre nel tempo passato. Bianco o terreno e nero la semenza. Quindi il terreno è bianco, il seme è nero. L'uomo che semina sempre pensa. L'uomo che in questo momento sta seminando pensa sempre, Bravo, la scrittura. la lettera, la scrittura. Una volta, quando c'erano i fidanzati e ci diceva scrivi, partiva il militare, se ne andava, e quindi quello che la pensava ogni giorno scriveva. Quindi... Ecco, non torniamo indietro perché l'ho fatta saltare prima, però la lettera potrebbe essere anche questa. Non avi vucca e parra, non avi perri e cammina. Quindi non ha che bocca e anche parla. questa è la lettera. Quella era la scrittura della lettera e la lettera invece non avi vucca e parra e non avi peri e cammina. Ultimo, questo è carino pure, forse è facile. Sì. Quando passa Idro, quando lui passa, ti levare un cappello. Ti devi levare il cappello. Davanti a chi ci dobbiamo levare il cappello quando lui passa? Il santo? Beh, anche il santo in atto di riverenza, se volete, ma non è il santo. Il Papa, anche di fronte al Papa, in atto di riverenza ci si può levare il cappello. Però, anche di fronte a un grande artista come Mario Biondi. Comunque, per aiutarvi, è una cosa che Mario Biondi non usa. Esatto, bravo. È una Sempre cosa che Mario Biondi stasera. non usa. Il pettine. È vero, quando lui passa vi dovete togliere il cappello, perché se vede il cappello. pensavo. No, il gel.
Gilberto Idonea, grazie. Vabbè. No, però sono molto belli. No, ma Mario. ci vengo ancora qua in trasmissione, Sì, Salvo. perché devi imparare, no? Devi imparare. Allora, invece vieni tutte le volte che hai qualcosa di nuovo da presentare, perché Grazie, Salvo. la tua musica veramente ci rincuora molto e stasera averti insieme con Valerio è veramente un grande regalo. Piacere Chiudiamo con un classico. Poi devo dire che ora posso, Sì, visto che avete dillo, parlato tanto certo. di me, vorrei dire anche che ascoltavo Valerio già da ragazzino, perché insomma noi abbiamo una carriera effettivamente veramente Certo, lunga, sì. che è uno di quei veri ragazzi prodigio. E cercavo di immaginare il suo percorso e ancora cerco di immaginarlo, chissà che cose farà, perché ha una voce meravigliosa. Oh, guardate che stasera Valerio Scanu, per quest'ultima affermazione, visto che è molto giovane glielo posso dire, e i nostri artisti dell'angolo musicale dovranno conservarsi questa cassetta, questo DVD, perché vi ha fatto dei complimenti molto veri e sentiti, sapendo che Mario è uno serio. Mi pare che per Marilisa, per Lucio e per Valerio in momenti diversi sia una bella serata. Allora adesso li faremo anche a te i complimenti, dimmi. Perché te lo conservi pure tu? Perché oggi ho ricevuto una telefonata da un mio amico Da da Detroit, Rossolino Loduca, che lui si legge il giornale La Sicilia in internet e ha letto la pubblicità web siciliaweb.it e ha visto che c'era Mario Bondi, Scanu, e io facevo parte, e mi disse: guarda che devi capire che per Mario Biondi ha scritto anche delle musiche Bart Bacharach, e quindi devi adorarlo. E ci disse: io ho avuto io tutto il tempo, questo è cavucapetta. che posso? Quindi, lui sta guardando, adesso su internet, e quindi il messaggio, caro Rossolino, glielo dà. Un saluto a Rosolino allora, ciao. Da far avvenire il Caucapetta, però di nuovo in primo piano, Natale. Questo è Gilberto Idonea che Talia Caucapetta. E questo è sai qual è questo? Credo che nel presepio di Natale c'era. Ho scandato da Stida. Ho scandato da Stida, a me lo devi dire. Guarda che io sono antico, più antico dei miei 47 e passa anni, mio caro. Ho scandato da Stida, che era quello che c'è sempre nel presente. E quindi io mi ha detto Rossolino da Detroit, fai... Sì, siamo una bella coppia, Chip e Chop, lo so. Allora, saluti e poi andiamo a chiudere questa bella puntata. Io mi sono divertito, non so voi, quindi ho cominciato un po' stanco dopo i viaggi in Svizzera, in Campania, però bene così, grazie. Allora, Diletta, il profumo di casa fa bene, però. Sì, dai, per Valerio Scanu. Allora abbiamo dei saluti per Valerio. Perché il saluto da Detroit l'abbiamo già fatto per Mario, dai. Sì, salutiamo affettuosamente Cettina di Belpasso, una ragazza non vedente che manda un bacio a Valerio e vorrebbe essere salutata. Come no? Da Un te. bacio a Cettina. Un bacio a Cettina, grazie Valerio. Poi Leo Casile di Reggio Calabria saluta Valerio Scanu e suo fratello Alessandro. Bene. È vero, c'è tuo fratello che insomma, va molto bene. Sì, sì. Poi facciamo tanti auguri a Sara Stella, fan sfegatata di Valerio, che oggi compie 20 anni. Sì, compie 20 anni e non è qui con noi, Sara. È come se fossi con noi. Valerio ti fa gli auguri. Poi Simona e tutto lo Swiss Fan Club saluta Valerio Scanu. ci hanno perché scritto i componenti di un fan club svizzero. Sì, lo Swiss Fan Club che ci sta seguendo su 926 di Sky, sul nostro canale satellitare. Poi andiamo avanti con i saluti. Piero Castronova, assessore alla legalità del comune di Grotte, ringrazia Salvo a te, Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri e più in generale la nostra trasmissione insieme, perché veicola ciò che di buono e positivo la Sicilia riesce a produrre e ad offrire. Allora, guarda, Grazie. vi chiedo l'applauso perché mi fa piacere che un assessore alla legalità del comune di Grotte, che si trova in provincia di Agrigento, faccia a tutti noi un complimento di questo tipo. Lui poi ha scritto una mail molto più complessa, molto più lunga, nella quale Mario diceva: purtroppo la Sicilia viene conosciuta solo per fatti di mafia, per fatti di violenza, parlano di noi soprattutto e forse anche solo quando c'è da dire qualcosa di negativo. Però ci sono anche cose belle. Secondo l'assessore Castronovo c'è anche insieme, ci siamo anche noi e ringraziamo a nome di tutto il pubblico. Grazie. Poi
Un saluto a Claudio e a tutti gli amici del Carpe Diem di Ustica. Sì. Poi Vincenzo Spoto, che vive in Belgio, fa gli auguri al figlio Santino, che ieri ha compiuto 36 anni. Auguri. Luca Piccione, un siciliano che vive a Malta, manda un saluto al nostro Salvatore Tolomeo e si ricorda ancora quando Tolomeo a Vittoria aveva Radio Sole e Radio Vittoria Press. È così, no, fate l'applauso perché non Lui tutti è- lo sanno, ma Salvatore Tolomeo è stato DJ, ma DJ di qualità, no, è vero, aveva delle radio importanti, faceva anche delle trasmissioni a sfondo sociale, no? Che fustigava i costumi, anzi i mali costumi della società di allora ed era molto bravo, bravo Salvatore. Questo signore si chiama Luca Piccione, beh, Che forse ti te lo salva. ricordi, poi... Auguri ai neogenitori Giuseppe Bicceri ed Enrica Zapietro di Butera per la nascita del loro primo bimbo Carmelo, da parte di tutti gli amici di Butera, ma anche da parte di tutti noi d'insieme. E da parte Auguri. di Padre Aldo che è parroco a Esatto. Butera e svolge bene il suo lavoro. E poi andiamo a chiudere, dai. Un grande saluto a Nella Buonaccorso di Fiumefreddo, scusate, che ci segue tutte le sere. Vai avanti, poi. Un saluto da Gianni, Piera ed Angela di Mister Bianco, che noi ricambiamo affettuosamente facendogli tanti auguri per la loro nuova attività. Poi Sergio Cultraro di Val Guarnera fa tantissimi complimenti a Salvo e a tutti noi. Grazie. Carmelo Laisa fa gli auguri a tutto lo staff e manda un saluto alla sorella Maria, che è in teatro con il gruppo di Pirolo. gruppo di Priolo, ammuccamo, vabbè, poi... Giusi Falco da Sciacca scrive: un abbraccio e tanti auguri di buone feste per tutti quelli che mettono su questa meravigliosa trasmissione e a te Salvo, auguri per le feste e per la tua vita, che sia sempre serena e gioiosa. Grazie anche a nome di tutto lo staff, tecnico e artistico d'insieme, è Natale, E dobbiamo poi volere bene, chiudiamo grazie. con una bella notizia, facciamo gli auguri a Gianni ed Enza di Cefalù per le loro nozze d'oro, auguri da parte di Daniele Di Fatta. Bene, allora, pubblicità e poi sentiremo questo pezzo, Mario, che come hai detto tu è il secondo dopo l'intro, dopo il medley iniziale. Sì, è un vecchio standard Esatto. jazz famoso che si chiama Nature Boy. Nature Boy, che noi faremo in versione unplugged, quindi voce, pianoforte, tromba, insomma non cambiate canale perché sennò commettete proprio un peccato mortale. Gran finale anche con una poesia di Gilberto Idonea dedicata proprio a tutti quei siciliani, anche ai sardi che vivono in altre regioni d'Italia oppure anche più lontano, all'estero, e amano sempre questa nostra terra. Prego. Siamo tutti là fuori, in attesa di vivere un sogno incredibile. Siamo di qua, siamo di là, siamo dove si va, andiamo in giro tutta la notte. Chissà perché non siamo mai a casa prima delle 6, fino all'alba un po' più in là. Mario, allora, accompagnato da piano e tromba, sentiamo questo pezzo. Io voglio presentarli ancora, i due musicisti che ti accompagnano. Al pianoforte Andrea Bertorelli, eccolo, Andrea Satomi Bertorelli. Alla tromba, siciliano da Milazzo, Alessandro Presti. E poi da questo CD che si intitola Yes You, doppio CD live, la voce inconfondibile, straordinaria, calda del nostro Mario Biondi, Nature Boy, dal vivo. Was a boy, very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea.
and sad of eye. But very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, rules and kings, this he said still made. Oh, the greatest thing that you ever learn is just to love and be loved in return. Grazie. Mi viene di dire there was a boy, no, c'era un ragazzo che è partito da Futtino, di strada ne ha fatta veramente tantissime, e adesso partirà per l'Australia, per il Giappone, per un grande tour che ci onora molto, Mario, davvero te lo dico con tutto il cuore. A me onora sempre il tuo invito quando... a volte mi invito io, insomma. Sì, a volte ci autoinvitiamo, sì, io magari adesso lo vado a trovare a Parma, poi ci ritroviamo, anche a Parma si mangia bene, eh? Molto bene. Molto sì. bene, sì. Molto bene. Va bene, allora c'è l'ultima pubblicità e poi ci dobbiamo solo salutare. Intanto al pianoforte Andrea Satomi Bertorelli, alla tromba Alessandro Presti, Rigorosamente dal vivo. che hanno suonato con noi insieme con Lorenzo Tucci nel primo intervento, Salvo Finocchiaro, Dario Fisicaro e Carmelo Venuto, e poi la voce inconfondibile di Mario Biondi. Io non ci sto, o ritorni o resti lì, non vivo più, non sogno più, ho paura, aiutami, amore non ti credo più, ogni volta che vai via mi giuri che è l'ultima. Non posso più dividermi tra te e il mare. Li ritroveremo ovviamente anche domani, li salutiamo dopo questa bella puntata, i componenti del nostro angolo musicale. Marilisa Pino, applauso per lei, e Lucio Nicolosi. Grazie. Grazie, salutiamo, ma non abbiamo terminato, anche gli amici e le amiche che vi accolgono ogni giorno qui al Teatro ABC di Catania, la World Service di Arturo Magni, protagonisti anche allo stadio Angelo Massimino di Catania, e poi un grazie di cuore per la nostra sicurezza ai Vigili del Fuoco di Catania. Grazie. Allora, Mario, siamo arrivati ai saluti, c'è il momento finale che dedicheremo a Gilberto, perché sentirai queste poesie che Gilberto dedica a tutti i siciliani che vivono lontani da questa terra, a conclusione di un suo lavoro che è One Man Show, che sta avendo un successo clamoroso in tutto il mondo. Voglio chiudere dicendo che Yes You è in tutti i negozi di dischi e che tu ti stai preparando ancora una volta per questo tour mondiale dove porterai anche un bel po' di Sicilia. Sempre con piacere. Grazie Mario.
Grazie sempre. C'è anche un DVD, mi pare, che dovrebbe uscire. Ma abbiamo registrato, Esatto. abbiamo registrato qualche documento, ma non so se lo faremo uscire. Intanto è una bella cosa questo CD. Esatto, che avete fatto. Doppio CD live. Ma anche perché la particolarità, se mi permetti, solo un secondo, è che sono queste due band che volevo registrare, perché due band contemporaneamente su un palco non è molto facile, intanto da metterli insieme, perché mettere insieme tante teste è difficile. Tutti leader, tutti bravi, tutti amici, fra parentesi, è stato un lavoro molto divertente, molto bello. Io che ho visto lo spettacolo posso confermarlo, tra l'altro è bella anche la scenografia ed è anche bella l'idea delle luci che si accendono da una parte e dall'altra, mettendo poi in un gioco di alternanza proprio queste due straordinarie band. Yes You, doppio CD live di Mario Biondi. Grazie Mario. Grazie a te, Salvo. Ci rivediamo ancora per parlare di tanti argomenti, non solo delle diete, ma anche di altro. From Naples, da Napoli, Nello Iorio. Da Catania, Diletta Leotta, grazie. A domani. Buonanotte. Con Emma Marrone, Francesco Scimemi, Franco Neri, Francesca Ferro. E poi, ricordandovi, parto da qui, questo CD e DVD, Valerio Scanu. Grazie. Gilberto, abbiamo proprio i minuti giusti per rifare quello che abbiamo fatto qualche settimana fa a grande richiesta, cioè questo omaggio a tanti siciliani, sono tantissimi. In Sicilia siamo 5 milioni, E poi ci sono 5 milioni di siciliani in Italia, nel resto d'Italia, e 50 milioni di siciliani nel mondo. Quindi a tutti loro dedichiamo il finale del tuo spettacolo. Prego, buonanotte da insieme, vai. Spesso penso alla straordinaria sorte del popolo siciliano. I siciliani vanno in giro per il mondo mai per spirito di conquista, ma per umiltà e fatica, e lo percorrono questo mondo da cima a fondo, lo frugano instancabilmente in ogni fessura, paese, città, nazione. Vanno in Venezuela, Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Australia, Svizzera, Brasile, Francia, Germania, Belgio. E non c'è in tutta Europa un popolo più girovago dei siciliani, neppure gli inglesi, neppure gli ebrei. E sono partiti i più poveri, i braccianti, i contadini, i carpentieri, i manovali, i fabbri. Spesso erano analfabeti, eppure hanno imparato a parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese. Vedono le più grandi città del mondo, eppure pensano sempre di tornare nei loro piccoli paesi, nelle loro case, che partendo hanno lasciato intatte con i letti, i mobili, gli scaldini di rame, come se dovessero tornare da un giorno all'altro. Molti si sono affermati, altri un po' meno, ma tutti hanno fatto studiare i loro figli, hanno fatto laureare i loro nipoti come simbolo di riscatto. I siciliani hanno nel DNA l'istinto di tramandare usi e costumi per conservare la propria cultura e soprattutto la lingua. Sì, tutti devono parlare siciliano fino alla 7ª generazione, perché loro lo sanno, che solo mantenendo la lingua restano uomini liberi, perché un popolo, mettito la catina, spuggato, l'attuppati ciavucca, è ancora libero. Levate ciucciavaglio, passaporto, un letto unne dormi, a tavola unne mangia, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arrobano la lingua dotata di pace, allora è perso per sempre. Diventa povero e servo quando i parole non figurano altre parole e si mangiano tra di altri. Me ne accorgo ora, mentre accordo la chitarra do dialetto che va perdendo una corda allo giorno, mentre arripezzo la tila camuliata che tesseno le nostre avi con lana di pecora siciliana. E sogno povero, hai i denari e non li posso spendere, i gioielli e non li posso regalare. Lo canto un tagliaggia con l'ale tagliate,
un povero, che allatta dalle minne secche della madre putativa che lo chiama figlio per ingiuria. Non ce l'aveva una madre. Aveva le minne con fontana di latte, unde ci veppero tutti e ora ci sputano. Ne restavo solo la voce di Ida, la cadenza, la nota vascia. Chissà non ne può rubare. Ne restavo la somiglianza, la natura, i gesti, i lampi in talocchi. Chissà non ne può rubare. Non ne può rubare. Non ne può rubare. Ma siamo poveri e orfani stesso. Gilberto Igonea, Nello Iorio, Diletta Leotta, Lucio Nicolosi, Marilisa Pino, Valerio Scanu, Mario Biondi. Buonanotte da Salvo La Rosa e da Insieme, a domani. Grazie Gilberto, ciao.